Federica, la Tisana ti consegna un premio, alla vigilia di Natale consegna sempre i premi alle persone che si sono distinte fuori dalla Tisana o che comunque portano la Tisana nel cuore per quanto riguarda anche, diciamo, l'Italia e il mondo. Volevo chiederti che cosa rappresenta per te ricevere un premio dalla città natale della tua famiglia. È un piacere ed è un onore, è un grande orgoglio per me e per tutta la mia famiglia, perché mio papà è nato proprio qui alla Tisana. Sono emozionata. Cioè, fa sorridere dirlo perché giro il mondo, mi occupo di intervisto grandi personaggi, però è un'emozione, è un grande piacere perché è un riconoscimento alle origini anche, e in un mondo così globalizzato mi fa un grande piacere, davvero. Tu sei nata, cresciuta a Milano, però ovviamente le tue origini, diciamo, sono qua. Che cosa porti dentro di te il fatto di essere di queste terre, di questi posti, insomma, dentro il tuo sangue un po' di friulanità? È un po' tanta, perché dicevo mio papà è nato qui, anche mia mamma ha origini friulane, i suoi genitori sono di Codroipo, quindi sì, sono milanese perché sono milanese a tutti gli effetti, sono nata lì, ho tutte le caratteristiche dei milanesi un po' frenetici, no? La nostra vita è sempre un su e giù continuo e repentino, ma mi piace sottolineare le mie origini perché mi sento friulana nel modo di essere, un po' testona, e quindi un po' i friulani lo sono. Sono molto fedele, nel senso, se dico una cosa cerco di portarla a termine, penso che questa sia un'altra caratteristica dei friulani, e poi ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace, ma penso di essere una grande lavoratrice, anche questo penso che sia nel DNA dei friulani. Da quello che si legge anche su internet, perché poi oggi su internet si trova tutto, no? Tu hai iniziato nel 2009 a Sky, se non 2007. andiamo... 2007, un po' prima. 2009 ufficialmente con il calcio. 2007 ho iniziato e facevo parte di una redazione che si occupava di pallavolo, sempre all'interno di Sky, però 2009 sì, è il salto nel calcio. Di tutte le esperienze che tu hai fatto, comprese le Olimpiadi, volevo chiederti, da un punto di vista lavorativo per una donna, fare un mestiere che diciamo, è propenso a parlare di sport molto maschili, per esempio il calcio, per esempio la Formula 1. Tu come ti sei trovata dentro questi ambienti? Ti sei preparata? Eri già appassionata? Allora, ho una grande passione per lo sport da sempre, perché ho una sorella più piccola di me di 4 anni e quando è nata ero molto gelosa, e quindi mio papà, per levarmi dalle scatole mia mamma, che poverina doveva badare a questa cucciolotta appena arrivata, mi portava con sé ovunque, anche a San Siro, anche al Friuli, anche a Monza, mi portava in giro, insomma, a seguire le sue passioni. Io ero una bimba molto femminile, portavo le mie Barbie in giro per gli stadi e gli autodromi, ma pian piano mi sono appassionata, e quindi è una passione che nasce davvero da quando sono piccola. È un mondo maschile sì, ma non maschilista, perché ormai ci sono tante ragazze che vogliono fare questo lavoro, non solo giornalismo, ma il giornalismo legato allo sport, e a parte la passione ci vuole tanta passione per il proprio lavoro, al di là dello sport, perché è un lavoro che ti porta via tante ore, un lavoro che ti porta lontano da casa tantissimo, e no, problemi non ne ho avuto, anche perché guarda, vengo pagata per partecipare a degli eventi ai quali la gente di solito paga per esserci, quindi è bello e facile per me. E poi anche un piacere, perché chi fa il nostro mestiere poi alla fine si diverte, poi alla fine è fortunato ma anche si diverte, ovviamente al netto della responsabilità che c'è nel comunicare agli altri. Per chiudere, stiamo andando verso Natale, verso le feste. Che cosa ti piacerebbe trovare sotto l'albero come regalo, ma anche non materiale, voglio dire, qualcosa che ti piacerebbe per questo Natale di particolare, o insomma di tuo? Allora, mi piacerebbe avere un po' di tempo, perché ne ho proprio poco. Mi piacerebbe non fare la valigia per un pochino, ma questo ci sono già arrivata, nel senso che a marzo riparte la Formula 1, quindi per un po' sarò a casa. Cosa vorrei trovare? Tanti regali per mio nipote, perché ho un nipotino meraviglioso e vorrei che fosse felice lui, che fosse felice la mia famiglia. Sono già contenta del fatto che a Natale ci si ritrova, si sta tutti insieme, si mangia, si chiacchiera. Sono piccole cose, ma per chi è poco a casa sono le cose che ti fanno maggiormente piacere, quindi sono già felice così. Facciamo anche un augurio ai tuoi fans. E tanti auguri di buon Natale, felice anno nuovo, che il 2016 sia come volete voi, quindi un augurio a 360 gradi per tutti voi che mi seguite su Sky, e spero di incontrarvi presto per abbracciarvi veramente, non solo per vederci o tramite una telecamera o tramite internet. Ciao a tutti e buone feste.
Dottor Valente, ricevere un premio dalla città di Latisana perché insomma, lei è un personaggio che si è distinto, ovviamente in campo medico in questo caso, ha un valore importante. Per lei che cosa significa? Beh, è un grandissimo onore ovviamente, è una cosa del tutto inaspettata, perché non sono abituato a questo tipo di, come dire, pubblicità, tra virgolette, stare sotto i riflettori, perché per me è una normale attività, ecco. Senta, in campo medico oggi si parla spesso e volentieri della ricerca, delle migliorie in campo medico e soprattutto per esempio delle protesi che riguardano anche il lavoro che lei svolge. In particolare lei si è specializzato per essere in grado di poter proporre in qualche modo degli interventi ai pazienti delle soluzioni non invasive, no? Questo è importante per non far soffrire le persone, ma credo che sia uno dei principi a cui la medicina deve guardare con interesse sempre di più. Certamente, il problema è che i pazienti attuali non sono più i pazienti di alcuni anni fa. Alla fine degli anni 90 c'è stata un'esigenza, direi, a livello mondiale per cercare di superare le vecchie tradizioni in campo medico, in particolar modo nel mio settore, nell'impianto delle protesi articolari. I pazienti attualmente sono pazienti con un'età media molto più giovane, pazienti in età lavorativa, ma anche chi ormai ha superato questa età è un paziente ancora in attività, svolge addirittura attività sportiva, per cui pretende giustamente di tornare ad una situazione coante, quindi una situazione migliore di quella che sta vivendo, che è una situazione a causa del problema articolare che gli impone una vita decisamente meno brillante. Per cui le tecniche mini-invasive forniscono a questo paziente la possibilità di tornare alla situazione che sta cercando in tempi molto più brevi e con una sofferenza, tra virgolette, che nel caso della chirurgia è comunque necessaria, inferiore a quelle che erano le tecniche tradizionali di un tempo. Senta, per tornare un attimo al premio, che rapporto ha lei oggi con Latisana? Beh, con Latisana mantengo ancora un ottimo rapporto, ovviamente qua risiedono ancora i miei genitori e tutta la mia famiglia materna, per cui io sono a Latisana molto spesso. Una curiosità poi infine, volendo guardare poi all'anno che verrà, al 2016 e agli anni a venire, quali sono secondo lei nel suo campo, per esempio ortopedico, le prossime sfide che si possono vincere, per esempio per quanto riguarda nuove tecnologie o comunque nuove soluzioni di cura? Beh, diciamo le migliorie in campo medico purtroppo non è che si ottengono a livello settimanale o mensile, purtroppo quando si raggiunge una situazione migliorativa rispetto al passato si cavalca quell'onda per un po' per sfruttare appunto tutte le possibilità che danno le nuove tecniche. Comunque c'è ancora in effetti molto da fare, però ci vorrà ancora del tempo per poter raggiungere risultati ancora migliori degli attuali. Dipende molto dalla collaborazione delle aziende produttrici anche della protesica, perché le migliorie dal punto di vista dei materiali dipendono fondamentalmente da loro, mentre a noi spetta la parte tecnica. Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro e soprattutto complimenti. Grazie mille, grazie a voi.